Buongiorno, bentrovati col notiziario di Prealpina.it che apriamo con la cronaca. Rapinatori a 15 anni, identificati i giovanissimi autori di un'aggressione avvenuta a Saronno. Sentiamo il servizio di Luca Spriano. Hanno rapinato una sedicenne a Saronno, ma sono stati individuati e per loro è scattato un provvedimento restrittivo. Per due quindicenni l'autorità giudiziaria ha disposto il collocamento in comunità in quanto, al termine delle indagini condotte dai carabinieri di Saronno, sono ritenuti responsabili di una rapina consumata ai danni di un sedicenne lo scorso 26 gennaio. L'aggressione era avvenuta in via San Francesco, pugni e calci facendo cadere per terra il ragazzo per poi strappargli il marsupio con all'interno il telefono cellulare e circa 120 euro. I due soggetti sono stati successivamente individuati dai carabinieri, pedinati, controllati a distanza e infine bloccati. Grazie all'analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza è stato poi possibile ricostruire il percorso seguito dai due rapinatori. Rintracciati nella mattinata presso le proprie abitazioni, dopo le formalità di rito sono stati accompagnati in comunità di recupero nelle province di Varese e Pavia. E ancora cronaca, un ventenne di Somma Lombardo arrestato dai carabinieri di Arona a San Giorgio di Pombia con 5 panetti di hashish per un totale di mezzo chilo di droga. Il giovane stava uscendo da un bosco dopo essersi rifornito da un gruppo di spacciatori magrebini. Alla vista dei carabinieri ha cercato di darsi alla fuga, è stato raggiunto ed è scaturita anche una colluttazione con i militari. Alla fine è stato bloccato nella sua casa a Somma Lombardo. Sono stati rinvenuti altri 89 grammi di hashish. Il ventenne è stato così portato in carcere. I carabinieri hanno poi passato al setaccio il bosco dove era stata acquistata la droga. Sono stati trovati così riscontri all'attività di spaccio e rinvenuta anche conficcata nel terreno una lama affilata di baionetta. Maggiori approfondimenti si possono leggere su Prealpina.it. Droga anche al Sacromonte, sembra inverosimile, ma sono stati trovati riscontri ad attività di spaccio a ridosso della stazione della funicolare. Su Prealpina.it un approfondimento con un servizio. Passiamo alla politica. Lega e Forza Italia in un partito unico, il dibattito è aperto, il matrimonio però resta difficile. Sentiamo l'analisi del collega Silvestro Pascarella. Noi oggi titoliamo sul giornale "Il matrimonio non sta da fare", richiamando la famosa frase di Don Abbondio nei Promessi Sposi. Il riferimento è alla costituzione del partito unico che metterebbe insieme Lega e Forza Italia. A Varese questa operazione pare abbastanza difficile, se non impossibile. Abbiamo parlato con i due commissari locali, da una parte Marco Bordonaro per la Lega, dall'altra Mimmo Domenico Battaglia per Forza Italia. La tesi, insomma, la posizione per entrambi: certo, dialoghiamo, certo, cerchiamo di trovare soluzioni condivise, ma i due partiti non possono in nessuna maniera fondersi, tanto più a Varese, dove la Lega 38 anni fa è nata. Ringraziamo Silvestro Pascarella e adesso parliamo di benzina. Costa meno in Italia che in Svizzera e ora i distributori oltre frontiera sono in crisi. Il pendolarismo del pieno pare essersi bloccato. Sentiamo il servizio. Gli anni d'oro del pendolarismo del pieno sono finiti. All'epoca i distributori svizzeri spuntavano come funghi nelle zone di confine, ora il fenomeno inverso, giù qualche saracinesca. Lo si nota oltre la dogana di Gaggiolo verso Stabio. Del resto il vento è cambiato, oggi la benzina costa meno in Italia, dove il rifornimento self nella giornata odierna è in media a 1,77 euro, in leggero rialzo secondo le rilevazioni dell'Osservatorio Prezzi del Ministero dello Sviluppo Economico, mentre in Canton Ticino è a 1,95, seppure in modalità servito. Il pendolarismo del pieno dunque è in questa fase sparito dopo aver avuto un sussulto quando il costo della benzina in Italia era schizzato ben oltre i 2 euro. E questa è l'ultima notizia, vi diamo appuntamento al TG delle ore 19. Buona giornata.